Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 10ª giornata del campionato di Serie A Tesis Audace Calcio a 5 Verona, Cagliari Calcio a 5 femminile, rientrata sul parquet al Pala Torino di Roma nel match di settimana scorsa, perso 6-3 contro Lazio, con il ritorno vinte sia il Pala Lupatottina che il Pala Coni dal Cagliari. Maretti a spazio, Maretti duetta bene con Puttoff e va a calciare dalla media distanza, che diciamo viene dalla sconfitta 3-1 contro il tiki-taka Francavilla. La rete segnata da Pellegri, bella giocata in zona Virtis, Cocchito che calcia e trova un gol bellissimo dopo 90 secondi esatti di gioco. Il Cagliari è già in vantaggio 1-0, Cocchito. Quinto gol stagionale per la numero 69 ex Pratocambi dall'avvio di gara Rossi, ancora al pallone ben controllato da Pellegri. Pellegri calcia e trova il 2-0, quinto minuto, duetto Pellegri Vecchione, ed è proprio la francese che trova il sesto gol stagionale. 2-0 Cagliari. Lo gestisce questo pallone per garantire e facilitare il possesso palla da parte della squadra rossoblù. Ancora Evelyn cerca un po' di spazio, Evelyn la palla verso Melissa Barban, attenzione a Puttoff, ancora Evelyn che calcia ed è Aresu a sostituirsi a Ricottini che era già battuta e ha nuovamente in fallo laterale. Maretti controlla, affronta, punta Cocchito che allarga il tiro, attenzione al gran gol da parte di Natasha Barban, riapre la partita l'Audace 1-2 all'ottavo, ancora per il quinto gol stagionale Natasha Barban 1-2. Marta Verdù che ha già fatto ripartire l'azione delle compagne, gran palla per Puttoff, Puttoff in anticipo, Puttoff! Il 2-2 dell'Audace Calcio a 5 Verona, sorpreso il Cagliari. Puttoff si presenta davanti a Ricottini, la supera e al 9° minuto è 2-2. Treggiarsi non supera l'ottima guardia portata proprio da Evelyn Luana Tosetto, la palla poi verso Puttoff che calcia, Puttoff anticipa la compagna, poi va ad anticipare Melissa Barban Ricottini, viene poi anticipata, attenzione, gioca male e Pellegri, grande parata di Verdù, c'è Furno, palla dentro e Vecchione sul secondo palo trova il 3-2, 12°, 3-2. Attenzione però che probabilmente c'è il fallo fischiato, vanno entrambi gli arbitri a segnalare come il filo. Grande parata di Verdù su Vecchione che aveva sfilato, attenzione a Pellegri che calcia e trova quello che era nell'area, il 2-3. Ancora Faustin Pellegri, doppietta, 7:42, 2-3. Lato destro del fronte offensivo, attenzione a Vecchione che prova a girarsi, ancora Vecchione, Pellegri che calcia, ancora Verdù, ancora Pellegri, ancora Verdù, altro episodio, 3-2 esterno, 3-2 Cagliari sull'Audace Verona. Melissa Barban anticipata, attenzione a Filippa Mendes, 2 contro 1, Maretti Filippa Mendes allarga per Simona Aresu, 4-2, letale contropiede del Cagliari, Simona Aresu, secondo gol stagionale. Il fallo sarebbe il quinto dell'Audace Verona, 100 secondi al termine del primo tempo. Pellegri dentro per Cocchito sul secondo palo, brava Puttoff, spalla alla porta, controlla bene, cerca con la suola Melissa Barban, anticipata da Fabiana Maria Vecchione. Parte in questo momento il secondo tempo della gara, primo tempo con il vantaggio 4-2 della formazione di Moreno Giorgi per Eleonora Zandonà. Sulla sinistra per Maretti che punta occhi negli occhi a Resula, salta con il mancino poi da posizione defilata verso il primo palo, la parata colta in controtempo, ha capito tutto e ha fermato l'azione Virdis. Cocchito, Pellegri, ancora verso Cocchito, la deviazione, l'autogol sfortunatissimo da parte di Eleonora Zandonà, 5-2 Cagliari. Il palla dentro, ancora porta sguarnita, attenzione a Virdis che cerca e trova Vecchione che allarga nuovamente per Filippa Mendes, rientra nel frattempo Verdù, Filippa Mendes calcia alto sopra la traversa, Filippa Mendes Ferreira, classe 91, ex Montesilvano, Cagliari, Lazio e Jasnagora, che se il Cagliari era un'altra società non era l'attuale Cagliari, era il Cagliari Futsal, questo è un, diciamo, Cagliari calcio a 5 nato, diciamo, nella scorsa stagione. Pellegri che sfugge a Evelyn e supera
sull'uscita Verdù per il 6-2, tripletta personale della scatenata Faustin Michel Pellegrini. 6-2 a 6 minuti e 1 secondo dal termine. Pan probabilmente si chiuderà con l'Audace Verona in possesso. Zandonà. Morirà qui il match con la sirena che suona al Pala Lupatotina, salutando la vittoria 6-2 del Cagliari di Moreno Giorgi sull'Audace Verona di Andrea Rossi. 6-2 maturato in gran parte nel corso del primo tempo, conclusosi sul 4-2 in favore delle rossoblù.